Eccoci qui, una nuovissima puntata di C'è posta per te, amore! Non ce la faccio più, non ce la faccio più, con C'è posta per te, non ce la faccio più, mi fa venire la pupù. Cominciamo benissimo! Cioè amore, sono a Bellaria, cioè o è bella o è l'aria, cioè... L'aria vuol dire brutta in siciliano. Senza dubbio questo è un record perché Anna Andrea piange ad appena 5 minuti dal programma. Signori, come ti senti amore ad aver appena fatto questo record? A 5 minuti amore, incredibile. E come ospite Paolo Bonolis, amore. Ma io non ci sono io un po' a Paolo Bonolis nella dialettica, nella velocità del parlare. Ma se l'ultima volta che dal gelataio hai parlato veloce gli hai chiesto un cono pistacolo e fracchio. Vabbè, va bene, aprono la busta ovviamente. Prima storia di un regalo. Amore, e adesso si vanno alle storie serie. Vogliamo storie serie, Maria? Amore, storia di un padre. Siamo pronti? Voglio qua faville. Nel frattempo ci abbiamo Albano giovane e va nella mia vita e se ne Mi va. fai sentire la storia! È mio. Nel frattempo sono ad Aprilia, nonostante siamo a febbraio. E loro ad Aprilia. Allora è stato registrato l'anno scorso. Diciamo le cose come stanno. Diciamolo. Amore, ci racconti questa storia? Il padre si è separato con la madre un sacco di tempo fa, ma purtroppo non parla più con una figlia perché ha smesso di dare il mantenimento visto che lei ha 35 anni e ci può stare, ma la figlia non gli parla più. Potresti fare vedere il cartello che ti sei messo davanti? Allora stasera io starò sempre dalla parte del torto. Io stasera appoggerò sempre tutte le persone che hanno torto. Sappia. Quindi ti appoggi in questa storia? Non lo so ancora chi ha torto. Amore, lo vedi appena ci lasciamo e io parto per Sharm el Sheikh con i nostri figli e tu gli levi la firma del passaporto. Io t'ammazzo! Amore, ma i nostri figli chi? Amore, i nostri figli. Già non li riconosce più! Amore, a questo punto tu apriresti, se fossi nella fila apriresti. Quindi. Cioè, poi lo tieni un po' più a distanza, però è papà. Chi è? Papà! Maria, la pista busta, camusia, 3 ore. Fai la traduzione in italiano? Per cortesemente potresti aprire la busta. Per cortesemente. Sta chiudendo. Ah, vabbè. A conclusione di questa storia cosa volevi dire? Non si chiudono le buste, papà! Non si chiudono! Io amo quest'uomo che non ha tradito fisicamente sua moglie, ma ha semplicemente mandato delle foto in chat e poi si è scritto a Badoo. Ti amo, io sono dalla tua parte, lo dico ora e per sempre. Amore, se tu dovessi beccare delle mie chat in cui scrivo porcate con una ragazza, tu che cosa faresti? Che cosa... Guarda, le farei i complimenti perché con te ci vuole coraggio. Proprio No, complimenti. A Nerola, famosa Mario Nerola, no? Poi c'è il nerola, il rosola, il Amore, giallola. tu non il puoi fare pure verdola. battute di merda, lo capisci? Che... Amore, non ho capito, questa che ha chiamato che è sua moglie o quella di Badoo? Cioè, vuole conoscere quella di Badoo che... Vediamo come esordisce Eugenio. Comunque la signora è Anna Maria Barbera, sconsolata, cioè è proprio lei. Amore, tu non te lo puoi mangiare la torta! Che stai facendo? Amore, quella che le scriveva era pure siciliana. Oh, noi ci mangiassero sempre. Ma che c'entriamo noi con uno dei Nerola, là? Amiche siciliane di Badoo. E non andate a inquietare quelli dei Nerola. Amore, io che da mangia. Siamo 2 buccani a letto della torre. Perché buccano quando esplode fa Badoo, capito? Così. Mi scherazzo. Non gli dicevi mai che era bello. E giustamente, amore, manco tu me lo dici a me che sono bello. Ma che sono come il signore Eugenio io? Dimmelo che sono bello. Oh. Hanno chiuso. Hai vinto di nuovo tu. Oh! Io ho un nuovo dio. Questo dio è a Nerola e si chiama Eugenio.
Fascia di Carlo, ma stasera, ma in Italia lo stanno facendo c'è apposta per te. Fascia di Carlo, amore, in sintesi la È storia. una storia brutta. La figlia di questa signora non le parla più perché i suoi consuoceri e suo marito non vogliono. Questa signora non vi sembra Arisa un po', diciamo, più in carne, no? Diciamo, Arisa che è nata in Sicilia. Amore, non capisco, una dice che gli ha mandato i carabinieri, quello dice che non gliel'ha mandati. Quello dice l'ha cacciata di casa, quella dice che non l'ha cacciata, amore. Sembri tu quando prendi le cose dal frigo e mi dici no, sì, no. Io credo alla figlia, non credo alla madre. Aia. Sì, Aia. la madre fu... È mezzanotte, buon San Valentino! Hanno chiuso pure questi. C'è 3 su 3 stasera. C'è chiusura di busta per te stasera. Cioè... Veramente. Sella Marina, ma stasera amore, ma dove sono queste storie a Sella Marina? Non è il momento. Comunque Sella Marina. Sellia, scusa. Amore. Non l'abbiamo raccontato perché è veramente straziante, però tutto tanto amore. E Federica Pellegrini troppo saporita. Proprio, cioè saremo tutte combinate così. Questa ragazza che ha perso mischina il fidanzato e ha difficoltà ovviamente a rifarsi una vita. Io amore, quello che gli voglio dire è che se si volesse rifare una vita si può iscrivere su Badoo che c'è il signor Eugenio disponibile, va bene? Oh, signori, ragazzi, grazie per essere stati con noi anche questo sabato sera. Ci vediamo sabato prossimo. Sempre qua, sempre noi, sempre c'è posto per te. E chi cambia? We love you, giusto ho detto, we love you. Buonanotte, ciao.